dal titolo Grembiali e gonne copricapo, tipi e storia. A seguire Fabrizio metterà l'attenzione sui copricapi femminili meno noti di Osiro tra 800 e 900. Buona conferenza a tutti. Innanzitutto saluto il pubblico e ringrazio per l'invito. Io sono venuto a parlare qui ad Osilo, penso 30 anni fa, invitato dalla signora Giovanna Elies, e già da allora parlai dell'abbigliamento tradizionale di Osilo e mi ricordo che ci furono due diversi atteggiamenti, nel pubblico, un atteggiamento subito dopo, quando si fanno le chiacchiere, mi dicevano tutti questi testamenti e questi acquerelli eccetera, qualcuno non valgono niente, non sono dei documenti interessanti anche perché questi inventavano eccetera, cioè discutevano, cioè mettevano in dubbio quello che io gli avevo fatto vedere. Un'altra parte invece era un po' quasi scioccata, diceva siamo spaventati di tutto quello che ci ha detto e di tutto quello che abbiamo capito che qua c'è. Infatti gli ho detto guardate che è come la punta di un iceberg, la punta è la cappetta rossa, mi faccio il discorso, e poi sotto c'è un mondo. Se voi volete valorizzare tutto l'intero apparato vestimentario dovete andare a fondo, anche perché in questo modo valorizzate anche la cappetta rossa. Allora, rifacendomi anche al discorso che diceva Valentino, che è un discorso che sottoscrivo appieno, la storia degli studi in Sardegna sul vestiario popolare ha avuto alterne vicende. Negli anni 50 difficilmente un antropologo si occupava dell'abbigliamento tradizionale, perché perseguendo idee marxiste che andavano per la maggiore, si cercava di fare interviste sulle condizioni dei minatori, si andava a cercare di parlare con le persone che lavoravano la terra, giustamente dico, però si è trascurato questo argomento. L'argomento era sempre affrontato, ogni volta che l'hanno affrontato in maniera molto molto superficiale, non guardandolo soprattutto e ripetendo continuamente dei luoghi comuni che derivavano da tante cose, ma soprattutto dagli scrittori dell'Ottocento. Gli scrittori dell'Ottocento hanno cercato di proiettare l'abbigliamento tradizionale sardo nell'antichità più remota, questo perché cercavano di valorizzarlo e in realtà sbagliando, perché naturalmente col passare del tempo dall'antichità più remota molte cose devono essere cambiate. Queste persone non erano delle persone tonte, delle persone ottuse, ma se arrivava qualche suggerimento, qualche cosa che poteva interessarli, incantarli, come nella moda, l'acquisivano e la trasformavano. Dagli anni 70, proprio contemporaneamente, diciamo, a questo cambiamento dei gruppi folk in associazioni culturali, diversi studiosi si sono occupati in maniera veramente profonda di questo argomento, che hanno affrontato considerando non un oggetto, una curiosità, come sembrava, un ricordo di un periodo d'oro, di un'età aurea, ma considerandolo un oggetto culturale. E quindi come oggetto culturale, sondandolo in tutti i modi, cioè io dico, noi ci comporteremo mai con una statua greca, non la guardiamo assolutamente e inventiamo delle cose che ci fanno piacere, non lo faremo mai. Con l'abbigliamento tradizionale è stato fatto. E poi diciamo 2 o 3 studiosi, il problema è che questi studiosi non si sono mai, come si dice in sardo, parlati,
hanno cominciato a sondare molto bene l'argomento e hanno cominciato diciamo anche a collaborare con le associazioni folk, cosa che prima non avveniva. C'era una specie di puzza sotto il naso da parte dello studioso, non si abbassava, rimaneva nella sua Turris Eburnea, scriveva delle cose che finivano in uno scaffale impolverata, che magari qualche curioso consultava, ma non c'era comunicazione. E c'è stata dagli anni 70 una trasformazione spaventosa da questo punto di vista. Allora, hanno risposto gli studiosi, hanno risposto i gruppi folk. Questo perché anche i componenti del gruppo folk ormai c'era un grado di istruzione maggiore di quello che c'era prima, c'era, diciamo, una capacità maggiore di approfondire. È stato fatto veramente un lavoro capillare. Già il volume della Ilisso, quello che ormai ha quasi 30 anni, quello costumi eccetera, ha spalancato molte porte. È un calendario che è stato fatto, che è andato in moltissime case, ha diciamo sottolineato il valore di questo patrimonio. Mi devo autocitare, perdonatemi. Il convegno Sestos, che ha 14 anni, ha portato a parlare delle proprie esperienze più di 50 relatori, quasi tutti che vengono dai gruppi folk. Hanno raccontato le loro esperienze benissimo, devo dire, benissimo, anche perché erano cose che vivevano sulla loro pelle e che ci hanno raccontato con un calore che uno studioso non ha assolutamente. Questa esperienza ha portato a maturare. Ormai ci sono gruppi folk che sono delle associazioni etnografiche. Quando sfilano sono veramente impeccabili, come ce ne sono purtroppo degli altri che sono rimasti un po' all'indietro e devo dire che fanno piangere. Dentro questi gruppi folk ci sono delle persone che hanno fatto delle ricerche tali che per esempio per me sono un punto di riferimento. Io qualche volta che ho qualche dubbio mi rivolgo a queste persone. Ecco, qui avete una rappresentanza di queste due, diciamo, corni della situazione. Uno è Fabrizio, che è un rappresentante del gruppo folk, che è un ricercatore veramente appassionato e attento, e un altro, modestamente, uno studioso della materia. Io mi studio queste cose dal 74. Ecco, al di là di questo inizio, vi devo dire questo, che gli studi hanno portato a demolire dei preconcetti e che molta gente ancora continua a coltivare. Il primissimo è che gli abiti, ne accennavo, siano rimasti uguali a se stessi, non siano mai cambiati, che dalla preistoria nuragica siano rimasti gli stessi. Già, se guardiamo la struttura di tutti i costumi, sia maschili che femminili, possiamo solo dire che con l'antichità remota non c'entrano niente. Questi abiti hanno le strutture che nascono nel Rinascimento, quindi in un periodo relativamente recente. Gli abiti si sono trasformati perché si è trasformata la gente, si è trasformata la storia, si sono trasformati i bisogni delle persone. Altra cosa, che siano delle creazioni indipendenti da tutto il centro, diciamo, del contesto mediterraneo. Assolutamente no, non era un mondo isolato. Il mondo della vanità, perché anche vanità, porta a contatti. Non c'è nessun popolo al mondo che mantenga intatte le loro cose, neanche gli indigeni dell'Amazzonia. Gli indigeni dell'Amazzonia importavano le perline di vetro da Venezia, per esempio. E perché deve essere la Sardegna così impermeabile? Perché deve essere un popolo che noi pensiamo fedelissimo, ma sarebbe un popolo veramente di tonti. E un'altra cosa che io invito a guardare
è questo, guardare il contesto, cioè quello che c'è attorno. Cioè finora abbiamo analizzato questi abiti solamente come abiti, solamente abiti, invece dobbiamo guardare il contesto, le altre arti che ci sono attorno, l'intreccio, la tessitura, l'intaglio del legno, il ferro, tutte queste espressioni nella società erano concatenate e quindi anche gli abiti ne risentono. È una cosa, cioè io, per esempio, io sono conosciuto come uno studioso, un esperto di abiti tradizionali, però mi sono sempre occupato delle arti popolari, ho scritto di tessitura, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo questo noioso pistolotto vengo all'argomento. Noi abbiamo un'idea del passato, molto spesso un'idea che ci fa piacere. Il passato era bello, nel passato era un'età dell'oro, il passato era un periodo per la Sardegna, per le classi popolari, di grande povertà, di una povertà però che era vissuta molto dignitosamente. Questa povertà, non andate avanti, Fabrizio, lo dico io, questa povertà portava a non avere un guardaroba molto articolato, in pratica non avevano molti abiti, però avevano delle occasioni sociali importanti, cioè per esempio dovevano andare a messa, dovevano andare a fare una visita a un bambino che era appena nato, dovevano scendere in città per firmare un atto da un notaio, dovevano andare a fare delle condoglianze, eccetera. Tutta questa articolazione di occasioni richiedeva degli abiti diversi, e quindi erano stimolati col poco che avevano a utilizzarlo in maniere particolari. Una delle maniere particolari che vediamo in Sardegna sono gli indumenti double face. Nel Nuorese ci sono tantissimi indumenti double face, le gonne potevano essere portate alla rovescia, i corsetti potevano essere portati alla rovescia, la stessa camicia, lo stesso osilo, come anche i ipidi, eccetera. Nell'abbigliamento più antico i corpetti di panno erano sicuramente ploaghe, erano sicuramente double face. Quindi da questo stimolo nasce la necessità di utilizzare degli indumenti per qualcosa per cui non sono nati in pratica. Naturalmente giocano diversi stimoli. Lo stimolo per mettersi una sopragonna sopra la testa, lo stimolo iniziale è il freddo, sicuramente, il caldo, coprirsi dagli agenti atmosferici. Un altro è la moda, un altro è la morale, un altro è l'impulso religioso, un altro è quello che si vede dalle classi superiori. E di tutto questo risente l'abbigliamento tradizionale. Ecco, le gonne e il copricapo si ritrovano un po' in tutta la Sardegna, però sono molto concertate negli ultimi esiti nel nord, Gallura, Anglona, Sassarese, però si trovano anche in altri posti. Per esempio a Cabras si rovesciavano la gonna sulla testa. E ci sono acquerelli che ci mostrano come a Quartuccio, portano in Capilano, si rovesciavano la gonna sulla testa. Quindi probabilmente in antico questo uso era più diffuso e poi si è ristretto a una zona che era particolarmente affezionata a questo abbigliamento. Non ci sono molte immagini antiche su questo, perché probabilmente anche lì gli illustratori erano più attirati dalle fogge di gala che non spettacolari, anche perché questi acquerelli li dovevano vendere, queste stampe finivano nelle case borghesi e quindi avevano un occhio di riguardo. Ecco, una delle più antiche è questa, la donna Dusini in abito feriale, questa è della Luga, siamo nel 1826, è una stampa e vedete che rovescia una gonna rossa con una balza azzurra sulla testa. Si capisce subito che un abito feriale era la semplicità, era il fatto che la donna sia in maniche di camicia,
per poter avere dei movimenti più agevoli e che addirittura le porta rimboccate mostrando gli avambracci. Ah no, per favore, puoi tornare indietro? Sì. Ecco qua nel titolo, vedete, questo è uno delle tempere che stavano nel Museo Sanna, adesso sono alla Pinacoteca di Sassari e sono di Raffaele Arrui, pittore cagliaritano, sono precedenti, diciamo, agli anni 40 dell'Ottocento, perché muore subito dopo Arrui. E non lo diremmo mai, sono delle donne di tempio che portano il costume antico. I costumi antichi solitamente erano particolarmente colorati e vivaci, perché rimanevano legati alla moda che i colori vivaci, perché sono difficili da ottenere e costosi, davano, diciamo, uno status importante. Ecco, c'è una donna con la gonna sollevata sulla testa, quell'altro copricapo che sembra un turbante e un cencio. Potreste dire, ma se le inventate? Io direi di no, perché vedete i personaggi hanno i fucili ad avancarica. I fucili ad avancarica ci rimangono e sono esattamente uguali, perché il fucile ad avancarica sì e il vestito no. Direi che è abbastanza affidabile. Ecco, questo tipo di è una tipologia di donna copricapo che io sono di Etiri si chiama Amunedda, Beltida e Cugudara. In altri posti la chiamano Savaldetta Ettada, Savaldetta Amontara, eccetera. Naturalmente prevedeva una stratificazione di gonne ed è molto diffusa, posso dire Sennori, Osiro, Ittiri, Nulvi, la Gallura, tutta la Gallura, eccetera. E questa è una tipologia. Qui le vediamo nella cavalcata. Vedete, la prima donna la indossa più o meno come si indossava in antico, perché tende a coprirsi, mentre invece le altre, anche per mostrare, diciamo, il resto dell'abbigliamento feriale, la tengono aperta. In realtà, in origine, allora c'è un pittore spagnolo che va a Ittiri agli inizi del Novecento e dice: le donne hanno la gonna sulla testa, vedo solo gli occhi. Era questo il modo di portare gli abiti. Ecco, vedete, ancora qua in Planaggia portano una foggia di questo genere, uguale. Un altro modo di portare le gonne è quello, una gonna indipendente portata fuori, che viene appoggiata sulla testa come una specie di mantello. Questo credo che a Osilo si chiama fardetta cusito. A Ittiri si chiama moneta trinza perché viene evidenziata, l'abbiamo vista e l'abbiamo vista tantissime volte a Nulvi, perché è l'elemento che hanno conservato di più nella parte feriale. Infatti si vedevano le donne con delle gonne corte, un po' più moderne, eccetera, che invece continuavano a rimanere fedeli a questo antico indumento. Andiamo avanti. E poi ci sono i grembiali copricapo. Il grembiale viene rovesciato sulla testa, queste sono delle donne di Ittiri negli anni 50 con l'abito feriale, e copre. Ancora vedete, anche in periodi molto vicini a noi, ci sono ancora delle donne anziane che continuano a portare, perché a volte un solo indumento viene assunto come significante dell'abbigliamento tradizionale ed è quello che continua, magari anche con delle concessioni alla moda. Per esempio, difficilmente a Ittiri, dove alcune donne ancora vestono più o meno così, vedrete il grembiale messo sulla testa, ma viene messo sulle spalle come una mantella. Quindi è stato rifunzionalizzato a un nuovo modo di essere. E questi grembiali copricapo sono veramente molto diffusi. Ecco, questo è un uso di Busacchi,
in cui il grembiale addirittura viene legato alla vita e rovesciato sulla testa. Non mi ricordo il termine. Luisa De Martis, che sei in sala, ce lo dici per favore? Ti metto in imbarazzo, lui. Non lo sai? Parenanti a montare. Come si chiama? Parenanti a montare. Parenanti vuol dire grembiale. Quindi è che cosa ci indica questo fatto? E lo vediamo nei paesi. Che questo originariamente era un grembiale e che poi è stato usato come copricapo. Poi, diciamo, con miglioramenti economici si specializzano le due parti, per cui per esempio a Haiti quello che si porta sulla testa si vede dalle foto, era esattamente uguale a quello che si portava davanti, poi quello viene allargato un po' sul pannello del valare e quello che viene messo sulla testa viene ristretto sul dietro ancora di più, perché in realtà erano particolarmente stretti. Anche nelle gonne copricapo avviene questo, perché alcune gonne in alcuni paesi rimangono le stesse, in altri paesi diventano, soprattutto quelle indipendenti dalla vita, diventano più strette, proprio perché hanno lo scopo solo di coprire il capo. Come per esempio a Osilo la faldetta che viene messa sulla testa in molti casi ha una coda, cioè un po' più lunga perché deve ammantare meglio, viene specializzato. Altri copricapi, o vedete, ci sono nel sulcis, sono in orbacce, vengono messi dalla parte, diciamo, del cinturino, del saderinza. Questa usanza c'era anche nell'Odoro, perché per esempio a Chiesi, nell'abbigliamento, diciamo, normale per andare in chiesa, il grembiale molto simile a quello di Ittiri, ma un po' più severo, veniva messo dalla parte del saderinza, e credo che la chiamino faldetta a corroso perché mostra tre corni che sono le due parti del grembiale e una parte del fazzoletto. Ad Esulo il grembiale copricapo, lo vedete lì sulla sinistra, viene poggiato sulla testa e come si chiama? È fermato o con un fiocco o con dei ganci d'argento. Quindi lo vediamo un po' dappertutto. No, sei andato troppo avanti. Un caso particolare sono i cosiddetti manti che portano le donne più abbienti a Uzieri e a Pattada. Sono le donne degli strati, diciamo, dei piccoli nobili del paese, dei grossi proprietari terrieri. Anche qui il manto non è altro che un grembiale che viene legato dietro e sollevato sulla testa. Qua assistiamo in tutto l'abbigliamento a un grosso cambiamento. Il grosso cambiamento è dovuto all'influenza delle bluse della città, quindi si rinuncia a mostrare la camicia, a mostrare il bustino magari viene portato dentro per una blusa normale, e poi i colori vivaci non sono ritenuti più eleganti, ma seguendo la moda vittoriana sono ritenuti eleganti i colori scuri e probabilmente incontrano anche il gusto della moda spagnola, della moda di corte spagnola, che prevedeva per i ricchi degli abiti molto scuri. Perché? Perché la tintura nera che durasse a lungo, che non si stingesse, era costosissima. Uno sguardo attorno. In Scozia avranno copiato la teletta di Ittiri. Andiamo avanti. A Malta si chiama la Valdetta. A Venezia potete vedere che questa porta si chiama la tonda a Venezia. La donna qua sulla destra porta proprio, questo è un grembiale, è un largo grembiale, sulla testa in colori chiari. Ancora a Venezia, vedete un'altra popolana, le altre
forse non si sognerebbero mai di portare la gonna sulla testa, non procurano una venditrice e indossa la tonda. In Spagna vedete, sono delle gonne queste pesantissime, la porta sulla testa, l'altra la porta sulle spalle, esattamente come la portavano a Nuoro quando portavano sa tunica ghettata in cordoso. Da cosa deriva? Pensiamo che deriva. Allora, una grossa studiosa che purtroppo è scomparsa, veneziana, aveva riconosciuto le origini della tonda in un dipinto di Andrea del Castagno, dove una delle pie donne porta proprio in testa probabilmente un grembiale copricapo. Com'è possibile questo? Questo è possibile perché dalla fine del 500 a tutto il 600 si portavano più gonne stratificate e la gonna di sopra, la vedete qui, era aperta per mostrare la parte. Allora questa si chiamava gonna alla savoiarda, in spagnolo era detta sabocana. Allora io nei testamenti ancora della fine del 600 trovo la parola seboiana niedda, era soprattutto scura. Quindi sappiamo che c'era una gonna aperta davanti. Sappiamo anche che in alcuni paesi, per esempio a Samugheo, non c'era la parte davanti della gonna, la parte davanti era coperta dal grembiale e la gonna era fatta come un grembiale posteriore. Sappiamo da Grazia Deledda è una grande etnografa. Tra i primi lavori che fa scrive Tradizioni popolari di Nuoro per una rivista di tradizioni popolari e descrive l'abbigliamento antico da vedova. E dice questo: l'abbigliamento non era nero, non era tutto nero, ma era anche rosso e veniva portata una gonna aperta sul davanti, le vedove la portavano aperta sul davanti e si chiamava sagapitta. Già questo indica che questa cosa stava sul capo. Andiamo avanti. Ecco, vediamo qua sulla sinistra due abiti seicenteschi, vedete? Ritorna anche la presenza, devo dire, di questa cosa, l'ho vista, la riconosco a fine 500, 1500, in un rilievo del San Bachisio di Bolottana, dove ci sono dei danzatori e dove le donne hanno delle gonne visibilmente aperte davanti. Quindi quanto ci voleva per rovesciare la gonna sulla testa? Niente. Che significato aveva? Significato, ve l'ho detto, coprirsi dalle intemperie, coprire la donna, perché per la mentalità antica doveva stare molto riservata. E alcuni studiosi pensano anche che coprire la donna anche per permetterle di trasgredire, cioè di non farsi riconoscere quando fa qualche cosa che socialmente è riprovata. Da cosa può provenire? Io penso che provenga dal mondo musulmano, perché già Venezia aveva dei grossi contatti commerciali con l'Oriente. E se la prima traccia è a Venezia, dobbiamo pensare a questo. Allo stesso tempo, vedete, questi sono dei musulmani di Spagna, quando in pratica i re cattolici hanno cominciato a cacciare ebrei, musulmani, eccetera. Dovevano convertirsi, ma diciamo che non si sono convertiti mai del tutto. Ecco, questo, vedete, porta, non sono una donna, porta, siamo nel 1500. Una donna complicata. Andiamo avanti. No. Ecco, questo è un dipinto di Bruegel il Vecchio. Siamo a metà 500. È un dipinto enorme che brulicante di figure che è intitolato Giochi di bambini. Questi bambini giocano al matrimonio. Ci sono gli sposi, ci sono i bambini che fanno sarramadura e vedete le bambine dietro per imitare le grandi. Che cosa fanno? Si tirano sulla gonna, sotto hanno solo il lembo della camicia,
Allora già in quel periodo la gonna non esisteva, ma c'era un abito intero, si chiamava gonnella, tutto l'intero abito, poi lì cambia significato. Allora dobbiamo pensare a un'origine rinascimentale, questo vuol dire. Un'altra traccia che abbiamo è Enrico Costa. Enrico Costa ci dice che negli statuti di Sassari, regolamenti di Sassari, intorno al 1529 si prescriveva che le donne, quando andavano dietro ai feretri nei funerali, non si rovesciassero sulla testa l'embo della gonnella, perché probabilmente dovevano essere riconosciute per motivi di ordine pubblico. Quindi già aveva, diciamo, era attecchita qui. No? Ancora vedete una delle donne di questi abiti convertiti che sembra riportare la cosiddetta moneta Trinzi. Ho finito. Grazie.